E ci siamo, Ci ci siamo. siamo. Buonasera. Tecnicamente. In teoria sì, In finalmente teoria. questo pullman che ha fatto Roma-Milano praticamente finalmente ce l'abbiamo Mamma fatta. mia. Co Poi, cioè, doveva inizià alle Vabbè sì. 21 e ci ritroviamo alle Ci vediamo alle 21:49. 21 vabbè dai, comunque i migliori si fanno attendere, o no? È futurismo, è una sorta di futurismo questo. Che ci piace assolutamente. A te. Fino a prova Dici contraria se piace a me dovrebbe piacere a tutti, beh, giustamente. giustamente. Comunque Dux secondo me Tommaso. siamo ancora un po' scossi dal dietro alle quinte, di Sì, quello che decisamente sì. Decisamente sì, molto, molto scossi. Che bombe. Oh, no, qualcuno che ci segue c'è, Qualcuno grande c'è, Valerio, qualcuno c'è, qualcuno c'è. grande Valerio. Ma, non so se lo sai, se sei consciamente pronto, ma questa sarà la live più difficile che tu abbia mai gestito. Ne sei consapevole, vero? Perché? Ne sei consapevole. Per il Vabbè, ritardo che abbiamo fatto e per il fatto che non entrerà nessuno, ne sei consapevole? sono pronto a tutto. Sei È pronto a è un tutto? format che mi piace talmente tanto che vado incontro a qualsiasi cosa. Esatto, come me che ho fatto di tutto per esserci, perché mi piace talmente tanto. Ho seguito qualche spezzone senza neanche commentare, perché proprio bello, proprio bello. Ma poi anche quando me l'avevi preannunciato, No, no, tanta, tanta roba. assolutamente. Però se reposti la storia mi fai un favore che magari qualcuno che ti La sta segue la stavo per fare in realtà, la stavo pe bravissimo. la io ho questa visione incredibile, la stavo facendo io. Sei lungimirante, sei Assolutamente. lungimirante. Comunque visto che in 2 minuti non abbiamo parlato di un cazzo, ovviamente ciao a tutti, benvenuti alla quarta puntata di Behind YouTubers o Beyond YouTubers, ormai l'eccelso m'ha fatto venì il dubbio. Come ho sempre detto, questo è un podcast in cui andremo a conoscere le persone che ci sono dietro agli youtuber. Esatto, siamo in 3 che grande, grande Vale che condividi la live, grande. Un bacione. E non si parlerà praticamente per niente di Cagliari, ma si parlerà della persona proprio che c'è dietro a chi fa i video. Quindi, come vedete oggi abbiamo ospite Solo Mondo Calcio. Ciao Buongiorno, buonasera a tutti e buon pomeriggio. e buon E io pomeriggio pure. esatto, e io direi di cominciare subito con le classiche 4 domande di rito, ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita. Allora, se vuoi anche il codice fiscale, già che ci siamo. Vabbè, tanto abbiamo tutti i modi per ottenerlo, quindi vai tranquillo. Giusto, giusto, Ah, giusto. Allora, mi chiamo Tommaso, sono Solomondo però non mi chiamano all'anagrafe Solomondo e cognome Calcio. okay, Tommaso Locci. Sono nato nel 10 maggio 2004 a Oristano, non a Cagliari ragazzi, a Oristano. Incredibile scandalo, questo, scandalo. incredibile. Ciao Ale, un bacione. Ciao Ale. Ehm, 2004, sei un fottuto giovane Gen Z bastardo. Eh sì, sebbene con questa barbetta adesso che sta crescendo sono abbastanza giovine. Eh sì, 2004, 19 anni. Sì, a maggio 19. Bastardo, sempre più bastardo. Perché tu hai l'età che io mi sento, nonostante abbia 8 anni in più di te, tu hai l'età che io percepisco, quando in realtà non è così e quindi sei un bastardo. Va bene dai, ci siamo, ci Eh siamo. sì, sì, 8 anni di Ci differenza. siamo, beh, è pochissimo dai.
Tra l'altro è bello perché tu sei nato quando la Grecia ha vinto un europeo, non si sa per quale assurdo motivo, Vero, però e è fantastica. questa cosa l'ho saputa molto dopo tra l'altro, che la Grecia ha vinto l'Europeo nel Immaginavo. 2004. Immaginavo. Vabbè, tu eri un infante, eri appena nato. Però a proposito, qual è stato il tuo primo cioè qual è il tuo primo ricordo che hai del calcio? Ti devo dire la verità, l'ho iniziato a seguire molto, molto dopo io il calcio. Io prima il Okay. calcio, lo vedevo come non lo so, era strano perché io, non sapevo giocare a calcio, o meglio mi imponevo di non saper giocare a calcio e quindi non giocavo. Però quando ho iniziato a giocare a calcio, quindi dalla prima media, quando avevo 12 anni credo, e quindi il mio primo ricordo è il mondiale del 2014, che è praticamente 10 anni dopo. Quindi il mio primo ricordo era, la finale del mondiale tra Argentina e Germania. È finita 1-0 col gol di Götze, però la mia prima vera partita che ho visto è stata Manchester City-Juve, 2-1 per la Juve con gol di Mandzukic e Morata. E da lì mi sono innamorato di Pogba, ragazzi, che è un giocatore quando giocava la Juve, quando aveva il suo prime, era veramente un giocatore devastante. Quindi mi sono innamorato proprio di Pogba lì. Eh beh, all'epoca Ce era l'ho un proprio gran qua. giocatore, Ce l'ho proprio qua Pogba, ce l'ho proprio qua. invece adesso sta facendo praticamente il cosplay di Ceppitelli, ma quelli so dettagli. Sì, adesso sta facendo più l'influencer che il calciatore, lo mettono Sì, lì per fare i video, un po' come Nandez, però almeno Nandez il campo l'ha visto, Pogba neanche quello. vero. Oddio, per un pochetto l'ha visto, qualche minuto però l'ha visto. Sì. E di conseguenza ti chiedo anche qual è il tuo primo ricordo legato al Cagliari, o meglio, visto che tu non nasci propriamente, credo, come tifoso principalmente del Cagliari. Esatto. Diciamo ha fatto questa conversione. Esatto, però cos'è che ti ha spinto ad avere questa passione per il Cagliari, oltre ovviamente al tuo luogo di nascita? Che quello ha fatto la differenza sicuramente. Eh, Però diciamo che, dopo quel 4-3 contro la Sampdoria, mh-mh, ho sentito delle emozioni che non avevo sentito prima. Nel mh-mh, senso che, è molto più gratificante una vittoria all'ultimo secondo con il gol di Cerri, sì, di una partita anche non per forza mainstream, di una partita qualunque di Serie A, dove però il Cagliari riesce a vincere 4-3 e una squadra come il Cagliari riesce ad andare terza in classifica. Lì mi ha fatto pensare sia che il Cagliari comunque rappresenta la mia terra, ehm, e quindi anche quando viaggi tanto è bello che, il Cagliari rappresenti in giro per l'Italia, rappresenti comunque il la terra dove sono nato, quindi questo è un grandissimo onore. Ehm, e poi quella è stata la partita che mi ha fatto convertire diciamo, perché, andare allo stadio ci andavo perché a me piace andare allo stadio, mi è da sempre piaciuto. Posso andare anche allo stadio dell'Inter che è la squadra, che mi sta meno simpatica, ma posso andare a vedere anche una partita dell'Inter. A me piace il calcio proprio a 360 gradi, altrimenti non mi sarei chiamato Solo Mondo Calcio. Però, quella è stata la partita veramente da 1000 emozioni, perché la stavamo perdendo 3-1 e poi il Cagliari è riuscito a ribaltarla a 4-3. E poi anche, quando abbiamo perso contro la Lazio, mh-mh, lì ho capito: okay, questa è la squadra che mi dà più emozioni. È proprio, la squadra definitiva. E da lì okay. mi sono innamorato definitivamente. Quindi adesso in proporzione, spoileriamolo se fosse uno spoiler per chi non lo sapesse, attualmente quali sono le percentuali? Cioè in questo momento Tommaso è tot per cento juventino e tot per cento cagliaritano, in quale percentuale? Ti dico, beh, la juventinità, se così si può chiamare,
Mi rimane perché comunque ho iniziato a seguire il calcio perché ho visto una partita della Juve. Anche se in realtà ero andato allo stadio, già quando ero piccolo, ma non mi interessava del calcio in quel momento. Mh-mh. Ti devo dire però 99% Cagliari e 1% Juve. Okay. Sono sincero perché non dico 100% perché è normale che l'1% rimanga, perché comunque sono legato a ricordi dell'infanzia, tra molte virgolette, perché stiamo parlando di 3, 4 anni fa. Quindi che cazzo di Esatto. infanzia può essere? Ehm, Però nel senso, sono ancora legato ai primi anni in cui ho seguito il calcio. Quindi quell'1% c'è, però ti dico che ormai son praticamente cagliaritano. Okay, interessante. Anche perché era una domanda che ti volevo assolutamente fare, perché ero curioso di sapere la risposta, quindi contento che hai cambiato sponda dai, mettiamola Sì, così. diciamo che, può sembrare strano per tantissime cioè per tantissimi tifosi scusa, perché il calcio viene visto talvolta come una religione. Mh-mh. Quindi cioè uno che è cristiano non può passare improvvisamente da un giorno all'altro diventa musulmano, okay. Però, come ti posso dire, cioè io il calcio non lo vedo come la squadra che tifo io non la vedo come una religione, Mh-mh. perché a me, piacendomi il calcio a 360 gradi, a me piace qualunque tipo di partita, che sia dalla juniores che alleno, alla seconda categoria, fino ad arrivare alla Serie B, alla Serie A, alla Bundesliga, Premier League. Tutto, veramente tutto il calcio a me piace, tutto il calcio. E io, preferisco essere più considerato, come, persona che parla di calcio piuttosto che tifoso del Cagliari, sono sincero. Ehm, Magari adesso mi ritrovo 10 disiscrizioni dal canale, però questa è la verità, io son fatto così. Non mi sento di esser un tifoso del Cagliari, doc che adesso mi tatuo il Cagliari qua. A me piace il calcio vederlo in ogni sua sfaccettatura, quindi semplicemente questo. Però Okay. è normale che preferisca, soprattutto in questo periodo perché, cosa che sto dicendo in questi ultimi mesi, sta diventando talmente tanto noioso il calcio che se non vai a vederlo di persona allo stadio, non ce la fai a vedere tutti i 90 minuti di una partita, che non sia il Cagliari. Perché il Cagliari ce la faccio anche perché, mi vedo costretto, anche perché devo portare contenuti sul canale, sul Cagliari principalmente, perché vedo che comunque i video sul Cagliari vanno bene, anche se a me piace parlare di tutto, però a maggior ragione che tifo il Cagliari, vado e faccio il video sul Cagliari e quindi mi tocca poi guardare la partita per 90 minuti, per una questione di professionalità quasi. Mh-mh. Però, diciamo che è veramente è diventato stancante il calcio, non ce la Sì. fai a guardare 90 minuti di una partita. Ma anche secondo me anche per il VAR questo. Poi non mi dilungo oltre anche perché non dobbiamo parlare di calcio oggi, Esatto, quindi non mi esattamente. dilungo Però oltre. secondo me più che per il VAR, ti aggiungo una cosa, più che altro secondo me è per il numero di partite. Non sta diventando più un qualcosa che aspetti il fine settimana e il mercoledì di coppa, sta diventando un continuo e alla lunga il troppo stroppia, quindi secondo me influisce anche quello. Si sta perdendo secondo me la magia dei di quei 90 minuti, però Bravo, bravo. Infatti, spero che non diventi così il mondiale, perché stanno per far diventare pure il mondiale così. E il esatto. mondiale è l'unica cosa, sana del calcio che è rimasta, quindi spero veramente che non si faccia. Poi bisognerebbe vedere quanto sana in effetti, perché ho i miei dubbi sulla sanità proprio a livello del calcio in generale. Sì, il Però Qatar 2022 dimostra che hai sì. ragione. Ma ce ne sarebbe da parlare per ore e ore, però a me del calcio ormai me ne importa relativamente e questa è una mia occasione per conoscere meglio te. Quindi tu che sei un novellino, che sei piccolo piccolo,
sei un fiore appena sbocciato. Raccontami il tuo percorso scolastico. Qua tocchi un tasto dolente, perché io sono il classico che che non ha voglia di studiare, nel senso che Okay, quando mi metto e faccio anche bene. Cioè se ci son cose che mi piacciono, io vado, mi metto e faccio anche bene. Però è un momento molto particolare dove ho avuto difficoltà l'anno scorso, sto avendo difficoltà pure quest'anno proprio a mettermi a studiare. Che io sono mh-mh, uno veramente pigro e quindi ho veramente una difficoltà incredibile a studiare, particolarmente in materie scientifiche perché, ammetto cioè per quello che volevo fare, di aver sbagliato scuola, perché faccio lo scientifico, scienze applicate in particolar modo, quindi ancora più nel dettaglio, nello specifico. Però, ho pensato in quel momento, quando avevo 13 anni, dovevo fare la famosa scelta che devi fare a una certa età, invece la fai a 13 anni, ho pensato: "Sì, okay, voglio fare il telecronista sportivo, voglio fare il giornalista sportivo, però allo stesso tempo magari tra 2 anni potrei pentirmene. Quindi scelgo una scuola dove, uscito da lì, posso fare il cazzo che voglio sostanzialmente. Cioè, perché lo scientifico ti prendi il diploma e puoi andare in qualunque università. mh-mh. E quindi ho pensato a quello. Però Quindi ancora ad quest'anno hai la oggi maturità, no, perché son stato bocciato a luglio, l'anno scorso, per quello quindi che ti sei dicevo. ancora in quarto? Sì. E mi sto Complimenti. pentendo veramente tanto della scelta di merda che ho fatto. Cioè, ma non è stata neanche una scelta, è proprio questione di pigrizia, che è una Mh-mh. scelta inconscia. Inconsciamente ho fatto una scelta. E mi avevano dato anche una possibilità perché, avevo 4 4 in matematica, 4 in scienze e 5 in fisica. Praticamente allo scientifico tutte le materie di indirizzo sotto. 4 sì, scusa, 2 col 4 e 1 col 5. Quindi hai 3 debiti? 3 debiti e con una cosa del genere saresti bocciato tutta la vita. E Sì. invece no, mi hanno fatto il paracadute e mi hanno mandato a luglio, perché vuoi o non vuoi comunque ho questa abilità di essere simpatico a tutti, quindi per un modo o per un altro son riuscito a farmi rimandare a luglio. Però a luglio non mi sono presentato agli esami senza aver studiato niente. Niente, Complimenti. niente, niente di niente. Atteggiamento da bomber. Atteggiamento da bomber. Diciamo che in quel periodo non stavo benissimo e Mh-mh. quindi quello ha influito sicuramente, però d'altra parte potevo comunque mettere una pietra sopra tutto, e pensare solo alla scuola, cosa che non ho fatto e di cui mi pento già quest'anno, perché la metà della gente che conosco, son della mia età e quindi l'anno prossimo loro se ne andranno e poi ci sarò io. E il peso di aver sprecato un anno sarà ancora maggiore già dall'anno prossimo. Lo sto già sentendo Certo. quest'anno. Però in tutto questo Ale per esempio ti chiede: "Hai una materia preferita?" Penso di sì dai. Ti devo dire di sì, a me piacciono molto le materie umanistiche, Okay, filosofia, storia, son materie comunque, dove non faccio fatica a studiare, diciamo. okay. E io forse perché non la fai probabilmente, però avrei giurato che una delle tue materie preferite fosse geografia. Bella, bella geografia. Infatti, è un peccato che allo scientifico non si faccia, perché nei primi 2 anni c'è geostoria, poi dalla Okay. terza diventa storia e filosofia, un professore di storia e filosofia. Invece in prima e seconda hai un professore di italiano e poi di geostoria, che sia storia che geografia, ma alla fine Okay. cioè sostanzialmente storia, non è geografia. Di geografia fai ben poco. Ed è un altro grandissimo peccato,
che geografia andrebbe fatta e che si fa Assolutamente sì. e che si fa con i peli del culo alle elementari, eppure alle medie e alle superiori invece non si fa proprio, ed è un grandissimo Esatto. peccato. Assolutamente sì. Veramente, veramente grande. Io intanto saluto tutti quelli che sono entrati per il momento. Ciao a tutti ragazzi, però non ti ho fatto la domanda della geografia a caso, perché tu di recente hai aperto anche un secondo canale, L'hai visto, l'hai visto. che tratta di un argomento non calcistico, No, che è il mondo dei viaggi. esattamente. E secondo me tu sei la persona adatta per questa tipologia di video, perché chi ti segue su Instagram lo sa che molte volte tendi a viaggiare e andare anche in terre straniere, coniugando la tua passione per il calcio. Perché mi ricordo la partita dell'Atletico al Wanda Metropolitano, che è quella che mi è rimasta impressa. Mi Bello, ri bello. Mi ricordo il reel in cui stavi sulla panchina della Roma, per dirti. Cioè, Quello bello. è una cosa fighissima. E cos'è principalmente che ti piace del viaggiare? Sicuramente conoscere una nuova cultura e tentare anche io di uscire dalla mia comfort zone, Okay, perché ogni tanto, stare nella tua terra dove sei magari amato da tutti, conosci tutti, però effettivamente, ehm, io sono uno di quelli a cui piace fare sempre nuove esperienze, e conoscere le persone. Puoi conoscerle come fai tranquillamente ogni giorno, però c'è anche la possibilità dei viaggi dove ti interfacci con una nuova cultura, ti interfacci, con tradizioni, costumi e via dicendo. Quindi è proprio bello, ma poi anche la sensazione di viaggiare in aereo. A me proprio piace. Affacciarti sul finestrino, vedere il panorama è comunque una sensazione bella che a me sinceramente rilassa. okay. Ma a molti può terrorizzare il problema dell'aereo, a me rilassa. Quindi anche viaggiare in aereo così e basta, è comunque una cosa che mi fa star bene. Mh, Io cioè adesso sento proprio il bisogno ogni tanto, anche magari quando magari son troppo stressato, quando le cose non vanno bene, io ho la fortuna, son riuscito a fare diversi viaggi perché ho la fortuna alla fine di avere, ehm, le mie parentele sparpagliate in giro per l'Italia. Ad esempio mia sorella, io ho 3 sorelle, mia sorella la seconda, che tra l'altro sono tutte e 3 più grandi di me, la seconda che è a Genova, poi, la terza, quella, più piccola tra le 3 in America, e l'altra invece vabbè qua in Sardegna. Poi io ho mia zia a Milano, altri miei zii, e cugini sono in Valle d'Aosta, quindi comunque bene o male riesco comunque a trovare sempre un pretesto, un modo per viaggiare. E quindi è comunque son cose che ti formano e che servono assolutamente. Anche solo 2 giorni, in un altro posto possono davvero cambiarti e migliorarti assolutamente. mi trovi assolutamente d'accordo ed è per questo che ti chiedo se c'è una meta che hai visitato o meno, che però è la meta proprio con la M maiuscola. Allora, ti devo dire che potresti essere sorpreso, che comunque io sono andato in Turchia, sono andato in Spagna, sono andato da poco in Polonia, però quella che mi è rimasta più impressa ci son stato 2 giorni: Napoli. A me Okay, mi ha fatto veramente innamorare Napoli. Proprio cioè sembra di essere in un altro posto. Cioè ho trovato,
Ehm, una cosa diversa rispetto alla Sardegna, però son simili perché anche in Sardegna, hai questa sensazione di essere di non essere in Italia, cioè nel senso di essere in Italia per la lingua, però è totalmente diverso rispetto all'Italia. Secondo me queste 2 ci son 2 posti dove puoi avere queste sensazioni, di essere in Italia, ma in realtà non sei in Italia, perché Mh-mh. son 2 cose completamente diverse. Sardegna e Napoli. Napoli mi ha veramente fatto innamorare, soprattutto perché a Napoli c'è proprio la cultura, del calcio come se fosse una religione. Io penso, ma vabbè anche per il nome Quartieri Spagnoli, penso che Napoli sia molto più vicina alla Spagna a livello di tradizioni e di cultura che dell'Italia, anche perché a livello storico la Spagna ha occupato per diversi secoli Napoli. E non solo. E non solo, e non solo, e non solo. Ehm, e quindi penso che anche questo, anche del fatto che la Spagna ha occupato Napoli per diverso tempo, abbia influito tanto ehm, sulle tradizioni che ci sono a Napoli. È proprio un altro mondo rispetto al resto d'Italia, a Roma, Milano e via dicendo. Tra l'altro stavo pensando alla Spagna, ad Alghero credo si parli ancora catalano, mo non so in quanti lo parleranno effettivamente, però da quello che sapevo io c'era una forte tendenza catalana ad Alghero, Sì, correggimi. non tanto, però, diciamo che una piccola percentuale c'è. Infatti mi ricordavo un qualcosa di simile. Allo stesso modo ti chiedo se c'è, nei tuoi viaggi una città che ti aveva creato magari dell'hype incredibile, delle aspettative assurde, ma poi ti ha deluso tantissimo. E io ho paura di conoscere la risposta. Allora, in realtà è abbastanza difficile. Ehm, allora non so se, ti dico Madrid, a livello di città ti dico Okay. Madrid. Madrid, ho trovato 100 volte meglio la città Barcellona. Cioè io, anche se comunque a Madrid ho passato 2 giorni incredibili perché ho visto una partita incredibile, però al di là Mh-mh. del calcio Madrid mi ha abbastanza deluso come città. C'è movida, quello è vero, però mi aspettavo dalla capitale della Spagna mi aspettavo molto di più. Ho trovato in Barcellona molte ehm, più cose da visitare, molto più divertimento, perché è giusto, perché poi sono andato anche ad Auschwitz un mesetto fa. È giusto visitare qualcosa, però penso che ci debba essere un mix tra, città dove comunque, puoi divertirti e, una città bella da visitare. Okay, Perché, secondo me tu pensavi Roma. esatto. Pensavo che dicessi Roma. No, ma guarda che, a parte che Roma ci sono stato diverse volte e ci sono stato anche a Capodanno, ma poi mi son divertito perché ero con ho fatto il viaggio con i miei amici, quindi no, ma Roma assolutamente bella, ma anche perché, cioè sembra che sia una città molto storica, però effettivamente c'è qualcosa dove puoi divertirti, perché ovviamente a Roma c'è il mondo. È, abbastanza diversa rispetto a Madrid, abbastanza Okay. diversa rispetto a Madrid. Roma è una capitale. Vabbè, adesso se è un termine strano da dire, cioè è una capitale migliore rispetto a Madrid. Okay. Madrid Forse l'ho trovata abbastanza noiosetta. Forse perché magari Madrid tende un po' ad essere una capitale, diciamo, più istituzionale, Bravo, bravo. potrebbe essere, ma secondo me il grande problema di Madrid è che
trovandosi praticamente effettivamente al centro della Spagna, regge poco il confronto con Barcellona, perché passeggiare per Madrid e passeggiare per la È Rambla un'altra cosa, sono 2 certo. cose completamente diverse. Barcellona secondo me già arrivare lì a Barcellona percepisci un'aria diversa, un'aria più giovanile, ehm, più "divertente" tra virgolette. Non ci son mai stato in nessuna delle 2 però se devo scegliere tra Madrid e Barcellona sceglierei 1000 volte Barcellona, perché io ho tipo un fetish per la Sagrada Famiglia che Eh. è impressionante. Ma, non hai capito quanto è gigante e non l'hanno ancora finita. Quindi ancora di più tu vedi comunque, questa struttura enorme, enorme che non è stata ancora finita e quindi dici: "Cacchio, ma quanto può ancora crescere?" Perché è enorme, è veramente enorme. Che spettacolo. Sì, verame son rimasto sorpreso, ma anche perché poi, nel viaggio a Barcellona, tra l'altro è stranissimo che Barcellona deve essere proprio bella, perché nel viaggio diciamo che è stato il mio viaggio peggiore. È stato il mio viaggio peggiore perché son successe dinamiche, poco poco belle, possiamo dire così. Non aggiungo altro. Però diciamo che in quel viaggio che ho fatto lì a Barcellona, Barcellona veramente bella, sono andato, nei muretti perché praticamente c'è un posto a Barcellona, adesso non mi ricordo il nome preciso, però ci sono questi muretti dove vedi, dall'alto tutta Barcellona. Ci son fai che ci son le strutture così Okay, e la Sagrada Famiglia così. Si che vede spettacolo, solo la Sagrada Famiglia. che Ve spettacolo. veramente bello. Facendo un parallelismo con Roma, non so se ci sei mai stato, la famosissima terrazza del Pincio che ti fa vedere praticamente tutta Roma Non ci son stato, all'orizzonte. no. Vacci perché merita. Va bene. Me la segno perché tanto non sarà sicuramente l'ultima volta che andrò a Roma. Anche perché ci dobbiamo ancora vedere. Giusto, 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 giusto. Quindi tocca Se rimediare. se il Cagliari ce la facesse a salire in Serie A magari, sarebbe già tutto più semplice. Come si dice a Roma, puoi pure morì a cazzo dritto. Esatto. Proprio vai tranquillo che almeno quest'anno Sì, ma veramente. però non si parla di Cagliari, ti do un cartellino giallo, eh. Alla prossima espulso. Alla prossima te caccio fuori da già sei arrivato in ritardo e non va bene. Poi vediamo un po', perché questa cosa che dei viaggi mi affascina tantissimo e da una parte ti invidio, perché io non ho mai avuto modo di viaggiare più di tanto e quindi rosico, perché sapere che tu sei stato in Polonia, sei stato in Spagna, sei stato in Turchia, d per esempio in Italia quali città hai visitato oltre a Roma? Beh, Napoli, Milano, Torino, poi vabbè, non è Aosta non è una città. No, è un Ehm, paese. sì, infatti, Certo che è perché una città però. no, però 30.000 abitanti. Ho capito, è l'unico Anche comune che c'è. anche anche Oristano ha 30.000 abitanti, per farti Infatti è una capire. città. Insomma, più o meno. Ho capito, Vabbè, qua in Italia funziona così, perché anche con 30.000 abitanti sei considerato città. Salluri addirittura, ragazzi, Salluri che ha 8.000 abitanti è città adesso. Da un mesetto e mezzo è ufficialmente città. Questa cosa mi fa wow, ridere. 8.000 abitanti, città. Mamma mia. wow, è fantastico. E non abbiamo neanche il McDonald's. No, comunque, poi ho fatto Venezia. Bari me l'avevo fatta in crociera, quindi non ho cioè per 2 ore cagate, non si può dire che sia stato a Bari. Ecco, mi manca la Sicilia, cosa che vorrei fare è andare in Sicilia. Cioè Okay. l'unica zona che non ho visitato, perché poi Firenze ci son stato, a Pisa ci son stato,
Quindi alla fine la zona che mi manca è quella. Okay. Per esempio a Pisa e a Firenze ci sono stato anch'io. A Milano ci sono stato, ma giusto per dì che ci so passato, col pullman dentro, ma poca roba, anche perché poi questa è una storia che racconterò molto curiosa e affascinante, Okay. però non ho la tua lista di città che hai visitato, cioè non arriverò mai al tuo livello, ma mai. Però ti faccio una domanda che non c'entra assolutamente un cazzo con tutto quello di cui stavamo parlando, Okay, vai. che, oh, è arrivata una domanda bellissima di Quella di Gabriele. Gabriele, bravo, bravo, la L'ho stavo guardando letta adesso. adesso, è fantastica. Volevo chiedere Okay, all'ospite, Tommaso, puoi chiamarlo Tommaso tranquillamente, se ha visto particolari distinzioni al di là dell'aspetto culturale tra le città del nord rispetto a quelle del sud. bravo. Bellissima domanda. Mamma mia, questa è veramente spaziale. Sì, sì, sinceramente, ed è una cosa che mi dà abbastanza fastidio questa, delle distinzioni tra nord e sud. Mh-mh. Infatti, racconto sempre questa storia di mia sorella che vive a Genova, appunto, che ha dovuto cambiare accento perché altrimenti, agli altri dava fastidio l'accento sardo a Genova. Okay. Ma non ha veramente senso. E come lo smascheravano questo? Non ti capisco, puoi ripetere?" Non è che non hai capito, è che ti dà fastidio l'accento sardo e quella è una cosa veramente fastidiosa. Son sicuro che qua al sud, uno del nord verrebbe preso per il culo per il suo accento, così come, uno del sud al nord verrebbe preso per il culo per il suo accento ed è una cosa che deve essere cancellata. Vabbè, adesso ho fatto l'esempio dell'accento, ma ci son tantissime forme di razzismo tra nord e sud, se così si può chiamare razzismo, che non ci dovrebbe essere, perché non ci deve essere distinzioni tra nord e sud. È per questo che l'Italia è molto frammentata. Ci son delle distinzioni, ehm, sull'aspetto culturale sì, perché comunque alla fine Napoli, ad esempio ha una sua cultura, Roma ha un'altra sua cultura, Milano ha un'altra sua cultura, però, noto che, in alcuni posti c'è troppo questa distinzione tra nord e sud, Okay. quando alcune cose, della cultura alla fine, bene o male, sono di tutta quanta l'Italia. Però è normale che, come anche in Spagna, adesso faccio l'esempio della Spagna perché la Spagna è molto simile a all'Italia. Esempio, le cose che troviamo come abbiamo fatto 2 esempi prima, Madrid e Barcellona, le stesse cose che cioè non ci sono le stesse cose, che trovi, a Barcellona a Madrid, perché a Madrid, ehm, è una regione, Barcellona è un'altra regione e anzi che, ne parlano da tantissimo tempo dell'indipendenza della Catalogna, quindi comunque, lì a Barcellona hanno un tipo di cultura differente, loro sentono un po' indipendenti come Napoli alla fine. Infatti secondo me Napoli e Barcellona sono molto simili. Ehm, Però comunque bisogna sempre, ehm, pensarla che l'Italia è una, quindi non è che c'è l'Italia nord, l'Italia centro, l'Italia sud. Certo, Però effettivamente, però però bella domanda veramente di però Gabriele. sì, assolutamente domanda fantastica, però mi cozza un po' sentire, Napoli città indipendentista, perché se Mh. mi immagino una città o una regione o una zona che chiede l'indipendenza, mi immagino più una zona tendente al nord piuttosto che a una del sud. Però ci sta, è un punto di vista che effettivamente si può condividere, assolutamente. Però Sì. prima che mi scordo, Mh. ti devo fare 'sta domanda che se no me la scordo Eh. e va a finì male.
Tu attualmente sei ancora in quarto superiore, ma hai in progetto di andare all'università finite le superiori? Sì. Okay, e quindi provare a diventare effettivamente giornalista sportivo? Sì, però io lascio sempre porte aperte a qualunque ripensamento, anche se al momento vorrei fare quello. Però ecco, il calcio sta cambiando e non è detto che io abbia la stessa passione che ho adesso e che ho e che comunque avevo un tempo. Quindi, non lo so. Diciamo che al momento voglio fare quello. Però appunto, meno male che, ho scelto lo scientifico perché ehm, finite le superiori posso andare in qualunque facoltà di università, quindi questa è una cosa importante. Tra l'altro hai risposto alla domanda di Cubi: che indirizzo Scienti fai? Scientifico, scienze applicate, che sostanzialmente fa informatica al posto di latino. Okay, e sì. Sì, però non cioè in quarta superiore 2 anni di fila, perché mi piaceva talmente tanto che ho voluto ripeterla. Piccoli errori di percorso, mettiamola Sì, così. sì, ma piccoli proprio dai, Sì, sì, diciamo che mamma mia, ancora mi pento. piccolissimi. Io faccio un appello con tutta la mia con tutti i miei 19 anni di saggezza. Ragazzi studiate, studiate. Ve lo dice solo Mondo Calcio, studiate. Perché Fantastico. fate questa fine altrimenti. Pubblicità a progresso questa, Esatto, esatto. Intanto rispondo al volo a una domanda di Flavio. Ehm, Flavio, se ti interessa, ti spoilerò questa cosa, che è un'idea che tra l'altro non è venuta da me, ma do tutta la paternità dell'idea a Pietro, perché l'ha avuta lui. La settimana prossima, e Tommy tu sarai invitato, Mh-mh. ti avviso, sempre di mercoledì, ci sei il mercoledì sera? Sì. Okay, vedi de prende l'autobus prima, vedi quello che devi fa, però, settimana prossima l'ospite sarò io Bello. E ci e saremo noi. ci sarete voi, tutti coloro che ho intervistato, quindi Andrea, Pietro, l'Eccelso e te, a fare le domande a me, insieme a ovviamente chi seguirà la live. Quindi tienitela per settimana prossima Flavio, perché ci sarà occasione per rispondere. Perché in questo momento l'attenzione va data all'ospite, non a me, semplicemente per Che quello. onore. È giusto che sia così, perché se no non lo facevo, assolutamente. Ehm, quindi se tu hai scelto lo scientifico per tenerti un po', come si dice a Bolzano, il culo parato, quale sarebbe il piano B, nel caso cambiassi idea sul giornalista sportivo? A me piace parlare e quindi, ti avrei anche perché mia sorella mi dice: "No, fai questo, non limitarti solo al calcio, non limitarti solo al calcio". Scienze politiche, che però è veramente difficile. Già è difficile il mondo del giornalismo. Scienze politiche lo è ancora di più. E Mh, non mi piace molto il mondo, dei politici, non perché non mi piace l'argomento, ma perché lo vedo come un ambiente tossico. okay, Ambiente proprio tossico, e non mi ci vedrei per questa ragione. Che okay, praticamente, sarei in mezzo a, troppe persone che vabbè, non voglio dire neanche corrotti, che però comunque non la raccontano tanto giusta, ecco. È okay, il termine adatto. okay. E È un intanto mondo vai, vai, finisci, finisci. che è un mondo veramente marcio, quello della politica, ma molto. Abbastanza. E Alessio ti chiede: ti piacerebbe fare l'università in Sardegna o fuori? Fuori, fuori. Tra l'altro Alessio mi ha fatto l'assist perché mi ero anche dimenticato di questo dettaglio.
che preferisco tutta la vita andare fuori dalla Sardegna. È sempre per un discorso della comfort zone, Mh-mh. perché a Cagliari che cosa imparo a Cagliari? Cioè praticamente è come quello che sto facendo adesso. Ehm, Invece voglio proprio cioè voglio ripartire da zero, andare, non lo so dove in realtà, se restare in Italia o addirittura proiettarmi magari non esagero troppo, se proprio dovessi andare fuori dall'Italia ti direi la Spagna, che sarebbe la meta Okay. numero 1 perché è simile all'Italia ed essendo molto simile all'Italia, non dovrei fare, un passo più lungo di quello che dovrei fare. Ehm, e quindi ti direi fuori dalla Sardegna per non avere il mio solito giro di persone con cui parlare. Io ripeto, amo viaggiare, amo uscire dalla mia comfort zone e quindi preferirei farmi totalmente un altro capitolo della mia vita. Okay, molto, molto interessante. Quindi, da quello che ho capito, a te piace molto anche metterti alla prova. Sì, diciamo che però devi anche rapportarlo al fatto che sono molto pigro, cioè per le cose che non mi piacciono sono molto pigro, quindi io mi metto in gioco per le cose che mi piacciono, ehm, per le cose che mi importano realmente. Mh-mh. Dall'altra io sono uno che dà tanto per le cose, a cui comunque, alla fine le mie passioni, le cose che mi piacciono sostanzialmente. Io do veramente tanto, perché a me son cose che mi interessano, ma c'è l'altra faccia della medaglia. Per le cose di cui magari sono anche costretto a farle, ma di cui non mi importa tanto, do meno 100%, okay, quindi proprio, devi immaginarti la persona più pigra del pianeta e quella sono io. Quella sono io. Vabbè, ci sta perché è normale che quando un qualcosa non ti piace tendi ad applicarti di meno, è ovvio, Quello specialmente se sì. diventa una costrizione dopo, quindi ci può stare. E rispondiamo alla domanda di Gabriele: sì, Yes, sono di Salluri, però da poco, perché adesso vi faccio lo storytelling, che io vai. sono nato a Oristano, cresciuto a Gonostra e poi dalla seconda media, quindi a 13 anni, mi son spostato a Salluri. Salluri è provincia di? Sud Sardegna/Cagliari. Okay, okay. Anche Invece perché Gonostra è in provincia di Oristano. okay, no, perché c'è la provincia del Sud Sardegna che è immensa, è più grande di quella di Cagliari, quindi Vero, vero. è una cosa impressionante. Però giusto per capire più o meno, avevo immaginato che fosse la parte sud della Sardegna, però non sapevo bene dove fosse Salluri. Sì, perché praticamente, è strano perché, ogni tanto ti capita di sentire provincia di Cagliari e poi provincia del Sud Sardegna. Neanche loro hanno capito e hanno fatto talmente tanti cambiamenti che non si capisce più niente. Se esiste ancora la provincia del Sud Sardegna oppure no. No, no, Perché esiste. esiste però, in certi momenti, in certi contesti, devi dire provincia di Cagliari, perché non puoi dire provincia del Sud Sardegna. È una situazione molto contorta, perché, in Sardegna ci sono talvolta, 6 province, a volte 8, non si capisce mai niente, perché, fanno ogni 2 anni fanno cambiamenti sulle province. Ehm, Domanda così, una di quelle domande che si fanno per conoscersi. Sei religioso? La risposta è, fino a quando dovevo fare la cresima sì, e poi Okay. poi dopo la cresima la mia carriera da ecclesiastico è volata completamente, si è volatizzata col vento. Ti dico che, sì, mi definisco ateo, diciamo che, ehm
anche perché studiando la storia ti accorgi di quanto la Chiesa sia stata corrotta e di quanto lo è ancora al giorno d'oggi. Che adesso, se ci sono amici religiosi, vogliatemi bene e anzi tappatevi le orecchie, perché potrei dire cose troppo estreme per dei cristiani. Però addirittura la Chiesa, che dispone di uno stato proprio, e ancora ad oggi, perché effettivamente c'è lo stato pontificio ancora ad oggi. E allora mi sorge spontanea, ma perché la religione deve mischiarsi con la politica? Oppure perché c'erano ai tempi di Martin Lutero la vendita delle indulgenze? Per chi non sapesse cosa sia la vendita delle indulgenze, semplicemente la Chiesa diceva: dovete pagare per entrare in paradiso. Ve la faccio proprio in breve. Cioè, tu dovevi versare denaro alla Chiesa, che poi, vabbè, quel denaro si sa dove andava a finire, e tra l'altro era denaro principalmente per risanare i debiti che la Chiesa si era già fatta con i vari prestiti che sono i vari prestiti che ha chiesto che ha chiesto alle varie banche infatti d'Europa, e quindi sostanzialmente la Chiesa si indebitava per mettere vari gioielli, abbellire la Chiesa, e poi quei soldi aveva dei debiti talmente grossolani che era costretta a fare questa cagata della vendita delle indulgenze. E poi ci sono state non solo questo fatto, ci sono state anche diverse guerre che sono state scatenate dalla stessa Chiesa contro i vari stati. Quindi è sempre stata la Chiesa una questione politica più che religiosa, è una questione economica. E il messaggio di Cristo, se anche ci fosse stato, è stato interpretato male da chiunque abbia cioè da chiunque sia stato dopo il messaggio degli apostoli, perché da lì in poi è diventato completamente tutto sbagliato. E poi, vabbè, non mi piace la religione in generale, però a maggior ragione, anche che poi noi siamo uno stato laico, a maggior ragione di questo, perché la Chiesa dovrebbe decidere su certe scelte del nostro governo? Perché dovrebbe essere influente? Mi ricordo anche nel periodo del Covid, ehm, c'erano comunque diverse scelte, adesso non mi ricordo di preciso quali erano, però certe scelte anche influenzate e condizionate dalla Chiesa. Ed è una cosa che non concepisco, perché la Chiesa deve stare nel suo... È un po' come se un giorno Sergio Mattarella facesse la messa della domenica, prendesse il posto di Papa Francesco, sostanzialmente quello. La trovo veramente una cosa insensata, che la Chiesa deve mettere il naso nelle faccende che non riguardano la Chiesa, perché la Chiesa rappresenta in qualche modo anche la nostra cultura, perché con le varie chiese che ci sono è giusto assolutamente. E tra l'altro, Massimo, è vero che ci sono le scuole private religiose che sono gli scolopi, lo so assolutamente. Infatti, mi raccomando, non banditemi da Salluri, perché altrimenti non so più dove vivere, dovrò vivere sotto un ponte. Però, raga, è vero, cioè, la Chiesa è stata troppo corrotta in passato e lo è ancora oggi, sebbene in forma minore, però è comunque un ambiente troppo corrotto, è inammissibile che la Chiesa debba mischiarsi con la politica, ed è inammissibile che la Chiesa debba avere uno stato a parte. Cosa vuol dire che la Chiesa deve avere uno stato a parte? Non ha senso, non ha veramente senso Più questa che altro cosa. perché la Chiesa debba avere uno Stato.
Sì, esatto, esatto. Perché? Perché deve avere uno Stato? Ma più che altro al giorno d'oggi, nel 2023, perché la Chiesa ha ancora uno Stato a parte? Bella domanda, però bisognerebbe poi anche di conseguenza chiedersi perché è stata creata Israele, visto che non esisteva ed è stata tolta terra alla Palestina per dare una sorta di buonuscita per quello che avevano subito gli ebrei durante la seconda guerra Bravo. mondiale da parte degli americani, e si sono inventati la terra di Israele, perché vabbè, lasciamo perdere, si andrebbero a scoprire troppi vasi di Pandora. Sì, E esatto, la Chiesa che si mischia sempre con la politica, che poi tra l'altro questo non è un discorso per infamare completamente la Chiesa, perché dal punto di vista culturale la Chiesa ha comunque un suo, cioè nel senso che la Chiesa è influente anche sulla nostra cultura, però dall'altro lato se devo se dobbiamo, far vedere l'altro lato della medaglia, è un ambiente corrotto dagli inizi del messaggio di Cristo, cioè dal dopo messaggio di Cristo fino ad oggi. Io per quanto possa non credere a Cristo, al fatto che abbia che questo me lo fa trasformare in vino in 2 secondi. Per quanto non possa credere a queste cose, magari possa credere all'esistenza effettiva di Cristo, ma non possa credere ai miracoli, a tutte queste altre cose, alla fine, ehm, la Chiesa poi è stata anche influente su tantissime nostre, usanze di oggi, nel senso, ad esempio, un esempio stupido, la filosofia. Quanto la religione è stata influente sulla filosofia? Ma tanto, tanto, tanto. Io adesso sto studiando da pochissimo Cartesio. Se con Galileo Galilei non è stata influente la Chiesa, ha cercato di separare fede e ragione, per Cartesio, mamma mia, fede e ragione ha rimesso in mezzo la metafisica, che è una delle stronzate più grandi che possano aver fatto i filosofi. Cartesio l'ha rimessa. Vabbè, ragazzi, Cartesio, se c'è qualcuno che non ha ancora fatto Cartesio a scuola, in bocca al lupo, perché dice una cosa e dopo 2 secondi si contraddice e ne dice un'altra. Quindi in bocca al lupo, ragazzi, per Cartesio. intanto c'è Gabriele che si è triggerato. Miro, leggimi, so che i nuoresi e i siniscollesi sono tosti a livello di beozie o beozie. Non so dove vada l'accento. Comunque, un po' in generale, comunque, in Sardegna si tracanna. C'è Mirto, il Fileferru, l'Icnusa. Cazzo, se non si beve lì, dove? Eh. Poi c'è una domanda per te da parte di Paolo, che ti chiede perché la Sardegna, nonostante possa vivere di turismo tutto l'anno, è una tra le regioni più povere d'Italia, secondo te? Beh, è abbastanza intuitivo perché il nostro turismo dura 3 mesi. Dopo quello non hai il nulla cosmico, perché veniamo ignorati completamente. Cioè praticamente la Sardegna viene usata dall'Italia come, mezzo di cioè praticamente viene usata per una sola stagione. Okay. Viene sfruttata per una sola stagione e in particolar modo una sola frazione della Sardegna, tra virgolette, che è, Nord Sardegna, che è Olbia, tutta la zona di Olbia, Costa Smeralda, Portocervo, ci vanno comunque la gente che sgancia dinero e dopo quello, dopo 3 mesi, c'è nulla cosmico, e la Sardegna viene usata come, mezzo, come pattumiera per, buttare tutte le scorie radioattive che son state, rimaste dopo gli errori fatti in passato delle centrali nucleari. E c'era, questa cosa che penso sia stata fatta, non ho seguito poi come si è sviluppata la situazione, però volevano mettere nella provincia di Oristano in particolar modo tante scorie radioattive che non sapevano dove metterle
e quindi buttiamoli in Sardegna, perché tanto in Sardegna non c'è niente, tanto in Sardegna non c'è nessuno, quindi buttiamo tutto lì. È veramente triste come situazione, perché poi effettivamente è vero che fai 3 mesi dove c'è il mondo in Sardegna e poi veniamo dimenticati completamente dal resto d'Italia. Ed è per quello anche che forse siamo maggiormente indipendenti, proprio perché veniamo scartati, veniamo non considerati e veniamo quasi come se non esistessimo. Come se non esistessimo, però d'estate esistiamo, perché così, il turismo, ti dà maggiori risorse economiche e non funziona così. Cioè veramente, mhmm, la trovo veramente una cosa fuori dal normale, perché poi la gente fa bene a dire: "Io mi sento sardo e non mi sento italiano". Perché? Proprio perché veniamo, scartati completamente dall'Italia, però poi ci cercano per 3 mesi d'estate, per giugno, luglio e agosto, per farsi le vacanze al mare e poi anche per guadagnare. E infatti noi Certo, siamo una regione molto povera, perché quei guadagni, grandi guadagni che però facciamo in un lasso di tempo veramente basso, penso che non vadano a finire al 100% nelle tasche, dei sardi, perché molte aziende che lavorano a livello estivo in Sardegna non sono poi aziende sarde. Chi ci mettono i soldi non sono solamente piccoli imprenditori sardi, grandi imprenditori sardi, perché la Sardegna viene usata spesso d'estate anche per la maggior parte da imprenditori italiani, che d'inverno lavorano dove lavorano, dove sono, e poi d'estate si spostano in Sardegna, perché naturalmente il mare attira, il caldo attira e comunque anche a livello, a anche vabbè d'inverno diciamo che il caldo c'è, però, si sente di meno a causa del vento. Noi siamo fortunati anche, ehm, per la questione del vento. Sì, c'è un caldo, ma non troppo esagerato. Quindi è una meta che attrae parecchio anche per questo motivo. Comunque da questo punto di vista siamo abbastanza fortunati per il meteo e per il tempo. io per esempio ho sempre detto che per il rispetto e per l'amore che ho per la Sardegna, la prima volta non ci vorrei mai venire d'estate, perché non voglio venire ad inquinare. Non voglio non voglio rovinare una terra che potenzialmente sono sicuro mi entrerebbe nel cuore, sarebbe un gesto veramente e completamente irrispettoso. Però ritengo che secondo me c'è anche un marketing sbagliato da parte della stessa Regione Sardegna, perché nel promuovere le coste siamo tutti capaci, perché le coste della Sardegna si possono promuovere da sole tranquillamente per quanto so belle, però c'è anche un entroterra della Madonna con il Gennargentu, tutta la Barbagia, ma anche Bravo. semplicemente i nuraghi o i nuraghe, adesso non so precisamente come si debba Nuraghe, dire. nuraghe. Nuraghe. Cioè è un qualcosa di importante a livello storico-culturale su cui bisognerebbe investire per cercare di sviluppare anche una nuova branchia del turismo. Ehm, andrebbe fatto perché secondo me di persone che vogliono vedere quel tipo di Sardegna ce ne sono, che non sono soltanto interessate alle coste. Ma infatti, ad esempio, il nuraghe di Barumini è, se non erro, patrimonio dell'UNESCO. Comunque Appunto, è, a livello di turismo sarebbe tanta roba, però viene poco valorizzato anche, ehm, come hai detto tu, il Gennargentu, tutta la zona della Barbagia, quindi Fonni, Desulo, che è comunque una zona a livello di, montagne e colline molto importante. Cioè è appunto per questo siamo fortunati perché, abbiamo un'isola
che per fortuna per sfortuna non viene considerata molto, e per fortuna ha zone veramente a livello di flora e a livello di fauna molto importanti, anche a livello geologico. Una cosa che sto facendo a scuola. A livello geologico la Sardegna ha veramente tanto da raccontare, eppure anche questo viene poco raccontato. Noi stiamo facendo un corso nel dopo scuola, siamo andati nella zona di Sardara, nella zona di San Gavino. Penso che i sardi abbiano capito la zona, che comunque è sempre la zona di Salluri, e ci sono molte zone geologiche. Cioè, troviamo differenti tipi di roccia, quindi abbiamo rocce veramente di tutti i tipi, rocce sedimentarie, rocce magmatiche, fusive, intrusive, nonostante qua in Sardegna non ci siano vulcani, perché la Sardegna è una zona, a differenza magari della zona appenninica, è una zona comunque vecchia rispetto alla zona appenninica, che magari è leggermente più giovane. Proprio per questo ci sono tuttora terremoti maggiormente in quella zona, perché è una zona abbastanza giovane. Tra Invece l'altro, vai, finisci. che invece in Sardegna e in Piemonte non ci sono non ci son terremoti, perché è comunque la zona del Piemonte è la piccola faglia che si è creata, che è appunto la nostra isola. Son terre comunque vecchie, che si son formate prima rispetto poi al resto d'Italia che si è formato. Ti volevo dire, a riprova di quello che stavi dicendo tu a livello geologico, l'importanza della Sardegna, non so quanti lo sappiano, ma il minerale più raro al mondo, lo capirete da dove deriva dal nome, è l'icnusaite, e non sto scherzando. Cioè, l'icnusaite è il minerale più raro al mondo. Cioè, E infatti quindi è veramente brutto che in Sardegna si parli solo ed esclusivamente del mare, quando ci sono cose veramente interessanti e che invece sono poco approfondite e poco mainstream, possiamo esatto. usare questo termine, perché È quasi denigratorio nei confronti della terra stessa, perché non ha da offrire soltanto quello. bravo, bravo, esatto. Io Tommy purtroppo devo chiudere, perché siamo arrivati a 1 ora e 10 di live, domani la sveglia suona presto e saluto Dreamcatcher, che non so se è già andato, nel dubbio un bacione e grazie mille per aver partecipato. Grazie a tutti ragazzi per aver partecipato, per aver fatto domande, perché è stata una live fantastica, mi è piaciuta veramente un botto e oggi ci sono state veramente tante domande, quindi chapeau a voi, siete stati bravissimi, ma il grazie più grande, anche se è arrivato in ritardo, va all'ospite. Grazie, Grazie grazie. Tommy. No, grazie a te, perché è stata una live terapeutica veramente, perché come appunto è il tema centrale del tuo format, che noi siamo abituati sempre a parlare di calcio, ma ci son cose oltre al calcio che sono veramente interessanti da trattare. Quindi Assolutamente sì. quindi top. Sono contento che ti sia piaciuto. Io ragazzi vi saluto, vi do la buonanotte. Vi faccio questa piccola cosa per quanto riguarda il Cagliari. Spero di riuscirlo a vedere sabato. Se riesco, domenica vi caricherò il post partita. Però, per chi vuole seguire questo format, vi ricordo mercoledì prossimo ci sarà la live in cui ci sarà Tommy, ci sarà l'Eccelso, ci sarà Pietro, ci sarà Andrea e saranno loro ad intervistare me. Quindi un altro punto di vista. Se volete partecipare, mi raccomando, mercoledì prossimo, orario da stabilire, ma comunque più o meno le 21, siateci. Detto Dai. questo, ragazzi, io vi do la buonanotte
un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao raga.